Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Ancora record migliorati per l'atletica regionale. È la volta di Sintaku Vissa contro i pesi dell'atletica bruniera che ha corso il miglio indoor a Nashville in Tennessee in 4:32:70. Per comprendere il valore di questo crono bisogna scomodare la campionessa olimpica di Los Angeles 84 Gabriella Dorio, che detiene il record italiano con il tempo di 4:28:90 stabilito a Milano il 7 marzo 1982. La Vissa, cresciuta nelle file dell'Atletica 2000 Codroipo, ha il record regionale assoluto degli 800 outdoor in 2:4:53 e un personale di 4:16:08 sui 1500. Con questo exploit ha polverizzato il precedente record di Joyce Mattagliano, che nel 2015 aveva corso a Birmingham, sempre negli States, in 4:58:26. E di Federica Botter il secondo limite regionale abbattuto lo scorso fine settimana. La giavelottista di Latisana, che vive a Portogruaro ed è tesserata anche lei con l'atletica bruniera, ha migliorato a Genova il primato regionale promesse che già le apparteneva dal febbraio dell'anno scorso con 53,11 m, scagliando l'attrezzo a 53,98 m. La Botter vanta un personale di 55,78 m datato 2019 quando era ancora junior. Continuano a buon ritmo nella nostra regione le gare di cross e la prima prova dei campionati giovanili di società e del trofeo Massimo Brisinello si è tenuta a San Daniele del Friuli. Al campo base di Viale Kennedy, perfettamente attrezzato e allestito dalla locale società di atletica presieduta da Marina Barea, affiancata dal direttore tecnico Stefano Secco e da un robusto gruppo di collaboratori, si sono affrontati quasi 250 giovani di tutte le realtà regionali. La manifestazione era patrocinata dal Comune di San Daniele con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo, del San Daniele Calcio, dalla Protezione Civile e dal Centro Provinciale Libertas di Udine. Giovani e giovanissimi si sono contesi la vittoria individuale per raccimolare punti preziosi per le rispettive società, ma anche per aggiudicarsi i titoli provinciali e guadagnare crediti per la classifica del 23° Trofeo Massimo Brisinello, che da qui ha preso il via. Prime a partire le esordienti 10 anni, che hanno affrontato a sprombattuto i 600 metri dell'anello di gara, con vittoria di Lisa Razem, Trieste Trasporti, mentre in campo maschile è stato Gerard Pintar, Libertas Grionser e Manzacco, il più veloce di tutti. Le ragazze sono state suddivise in 2 serie, visto l'alto numero delle iscritte, e la più veloce sui 1200 metri è stata la prima, dove ha vinto in volata Greta Mainardis, Aldo Moro Paluzza, in 4:27, piazza d'onore per Cristina Treu, Malignani Libertas in 4:28 e bronzo a Rebecca Prodani, Libertas San Vitese Durigon in 4:29. Per i ragazzi erano 1800 i metri da percorrere e Raffaele Trinco del GS Natisone ha messo tutti in riga con il tempo di 6:45. Seconda posizione per Marco Freschi, atletica Dolomiti Friulane in 6:52 e terza per Arin Ferrando, Libertas Maiano in 6:57. Le cadette Ginevra Cimarosti, Libertas San Vitese Durigon e Giada Gonano, Libertas Tolmezzo, hanno dato vita sui 1800 metri di gara a un testa a testa risoltosi a favore della prima, che ha tagliato il traguardo in 6:40. 3 secondi meglio della Carnica. Bronzo alla triestina Giorgia Pase, Trieste Trasporti in 6:50. Duello fino all'ultimo dei 2400 metri tra i cadetti Lorenzo Perin, podisti Cordenons, e Giulio Manzin, Sportiamo, accreditati dello stesso crono, 8:24, ma successo assegnato al primo per questione di centimetri. Terza piazza a Marco Vallar, atletica Dolomiti Friulane in 8:31. In questa gara Nicolas Dalmonego della Trieste Atletica, nella concitata fase iniziale di gara, ha perso una scarpa ma non
non si è perso d'animo e ha concluso comunque la prova. Gesto che è stato apprezzato da tutti, pure dagli organizzatori che gli hanno riservato un premio alla tenacia. Erano presenti alle premiazioni, oltre al presidente della FIDA Ludine, Massimo Patriarca, l'assessore allo sport Silvano Pilosio e il consigliere Carlo Topazzini. La parola finale alla presidente della società organizzatrice. Sentiamo. Saluto tutti e devo dire che in questa splendida giornata invernale, fredda ma bellissima, abbiamo avuto questa bellissima manifestazione, felicissimi di averla organizzata, essere riusciti ad organizzarla nonostante tutte le avversità di questo momento, una grandissima partecipazione, atleti molto bravi e molto motivati, un grande pubblico che ci ha supportato e devo dire grazie anche a tutta l'organizzazione. Quindi lo sport dell'atletica nonostante tutto riesce ad andare avanti e quindi ci auguriamo insomma di avere sempre queste bellissime manifestazioni qui a San Daniele. Sci alpinismo, nella Vertical Race Ravascletto Zoncolan si impongono Martina Darrin-Zanco e Germano Corazza. In notturna si è svolta la 10ª edizione della Vertical Race Ravascletto Zoncolan, gara fisi di sci alpinismo, valevole come prova unica di campionato regionale Vertical. La gara, organizzata dall'Aldo Moro Paluzza, metteva in palio il trofeo Rudy De Infanti per il primo e la prima classificati. Un centinaio gli atleti al via e netta vittoria del veneto Germano Corazza, Sci Club Dolomiti, che ha risalito lo Zoncolan in 39-12, precedendo Nicola Pais Bianco, Sci Club Auronzo, e Ruben Del Negro della Timau Cleulis. Nella gara femminile in 44,30 è stata Martina Darin-Zanco, veneta della Dolomiti Sky Alp, a imporsi davanti a Federica Brida dell'Aldo Moro Paluzza. Titoli regionali di categoria per il cadetto Francesco Causser, Aldo Moro, per il senior Ruben Del Negro, Timau Cleulis, e Federica Brida, Aldo Moro, e per il master Cristian Gressani dell'Aldo Moro. Nella gara open maschile, successo di Luca Troncar in 37,9, anche miglior tempo assoluto, e di Gaia Milvia Breganti in 42,28. E nella categoria Ciaspe, netta affermazione per Cristian Zarabara in 46,45. Nella specialità ramponcini, infine, si sono imposti il veneto Olivo Dapra e Alice Cescutti. Ospite della società agricola Borgo Sant'Andrea di Brazzacco, il cross regionale si ritroverà domenica 13 febbraio su questi dolci declivi per la seconda prova dei campionati di società. I titolari Manlio Venturini e Daniele Berini apriranno le porte di un luogo affascinante, ricco di storia, leggenda ed emozioni. La storia scritta di queste terre e di questo borgo risale all'11 giugno 983, giorno del quale l'imperatore tedesco Ottone II confermò al patriarca di Aquileia, Rodoaldo, il possesso di 5 castelli, tra i quali proprio Brazzacco. Con Sandro Pirò, tecnico del Malignani Libertas Udine, che ha lasciato l'idea di proporre un cross in questa suggestiva e accogliente località per farne conoscere le potenzialità, abbiamo visionato l'anello di circa 2 chilometri che costeggia e si addentra nei vigneti della società agricola, accompagnati dal socio titolare Daniele Berini. Sentiamo quello che ci hanno detto. Come società agricola Borgo Sant'Andrea siamo onorati di ospitare una gara campestre a livello regionale, e gara campestre che si svilupperà appunto nei terreni di Società Agricola Borgo Sant'Andrea, terreni che si sviluppano da Brazzacco alla Pieve di Santa Margherita. Parliamo di uno degli scenari naturalistici secondo me più interessanti della regione, parliamo di un'origine morenica e di colline, delle prime colline moreniche della regione Friuli Venezia Giulia, il primo anfiteatro morenico. L'azienda si sviluppa partendo da un borgo storico, Borgo Sant'Andrea appunto, un castello medievale risalente indicativamente all'anno 1000, di cui oggi si possono ammirare ancora integre una torre del castello e una chiesetta sempre datata indicativamente a circa 1000 anni fa.
percorso d'anello si snoderà partendo indicativamente dalla pieve di Santa Margherita, dal fortino di Brazzacco, arrivando a nord, passando ovviamente attraverso i nostri vigneti, arrivando a nord all'interno del centro storico di Borgo Sant'Andrea, per poi rientrare verso il punto di partenza. È un percorso molto tecnico, molto panoramico, per cui si può ammirare, si può osservare la gara da qualsiasi punto uno decida di piazzarsi, diciamo. Grazie anche alla disponibilità della locale Proloco Brazzacco e del gruppo giovanile, i crossisti saranno accolti nel parco dotato di tutte le strutture che ospitano la sagra estiva. Potranno osservare l'imponenza dell'adiacente fortificazione della Grande Guerra, oggi sede di numerosi eventi culturali, musicali, sportivi ed enogastronomici. Si organizzano giochi e tornano in vita antiche tradizioni contadine. L'arte, la storia, la natura, con la fattoria che accoglie tutti gli animali domestici che un tempo animavano cortili e stalle, qui sono di casa. Di fronte avranno il colle con la pieve di Santa Margherita del Gruagno, con il suo magico borgo medievale, insomma una location da conoscere e che grazie a una corsa campestre sarà il palcoscenico di una mattinata tutta da gustare, non solo sportivamente. E con questa notizia noi ci fermiamo anche per questa settimana. Grazie per il fedele ascolto, arrivederci a lunedì prossimo.